cosa serissima. Allora, una cosa che vi dovete segnare, lo dico perché il 16 di dicembre c'è la cena degli auguri. Bello, 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 c'è il pranzo barra cena degli auguri, si svolge a Rovigo e chiaramente lo scopo è benefico. Devo passare solamente un secondo la parola a Emanuela Pregnolato, vi dice due cose, dopo gli porto via la voce, poi facciamo i saluti finali e poi si va fino all'alba. Per il pranzo degli auguri di Natale, quindi la festa di Ice Veneto, siete tutti invitati, sarà domenica 16 dicembre nel pieno centro del capoluogo rodegino. È stupenda, non dire così. Vero? Ecco, non solo, insomma vi aspettiamo per un pranzo con tantissime sorprese e poi vi portiamo anche alla mostra Arte e Magia di Palazzo Roverella, quindi ci sono tante cose in serbo per voi. Niente, vi aspettiamo perché insomma le cose, cioè la parte più importante di questa associazione sono anche questi momenti conviviali in cui si sta assieme. Quindi... merita, fatele l'applauso, brava, carina, vieni qua che ti bacio io per tutti. Dai. Un'ultima cosa, ultimissima. Allora, grazie a tutti per la partecipazione. Questa cosa è successa, questa cosa è successa solo ed esclusivamente per l'impegno. Scusa, mi capisco, se dura per tutti, anche a partire. Allora, questa cosa è successa solo ed esclusivamente perché te garotti i coglioni. Allora, detto così, scusa per la finezza francese, mi fai dire una parola, fammi finire, dopodiché fai quello che vuoi. E nudati qua, no, non so, no, tranquillissimo, fategli un applauso! Allora, questa cosa è stata possibile per la tua sorella che è brutta. Fammi finire! Allora, la soluzione finale è questa. Questa persona è stata possibile solo grazie a una persona. Questa cosa è stata possibile solo grazie ad una persona. Questa persona si chiama Roberta Moresco. Yes, yes, yes.